ottimo, pallone per Icardi, questo è rigore, rigore su Icardi di De Vrij, calcio di rigore per l'Inter al 32esimo minuto. Ah, sti ragazzi, bisognerebbe attivarli con qualcosa di più... Ecco a voi Barabao Teatro. Una banda di attori temerari e scaltri. Abbiamo sfidato alcune scuole della provincia di Padova e Rovigo a creare un talk show televisivo. SOS Barabao Teatro? Sì? Sì. Partiamo subito. Sì? Sì. Sì. Ragazzi, vi voglio subito in ufficio. Siamo già in ufficio. Buongiorno prof! Buongiorno, buongiorno. Siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta e abbiamo superato anche il mercato di piova di sacco. Benissimo, benissimo. Allora, siamo alla scuola? Regina Margherita. Perfetto, siamo giusti fortunatamente. Lo sai che tanti si sbaglia? E la classe è? È la prima A e la prima B. Oggi parleremo di un genere letterario famoso, la fiaba. Innanzitutto servono 4 passaggi fondamentali: introduzione Complicazione. Svolgimento. e conclusione. L'introduzione ha sempre inizio con il celebre C'era una volta. E quando? è un tempo indefinito, tanto tempo fa. C'era una volta, tanto tempo fa. Sì, ma dove? In un castello incantato? No, in un bosco magico. Nella tana dell'orco mangiabambini. No, in una casettina di campagna. C'era una volta, tanto tempo fa, in una casettina di campagna. Presentazione del protagonista. E se fosse una bellissima sirenetta? La 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 la. E se fosse un orco mangiabambini. E se invece fosse un cavaliere errante? No, è un giovane contadino. Sì. Oh com'è bella l'uva fogarina. Oh com'è bella sta bella vendemmia. E invece lui è il nostro eroe. Eroe? Dote di tempo. C'era una volta in una casettina di campagna un giovane contadino che viveva insieme alla madre e alla mucca Brunilde. Sei la mamma? Ah. La mucca Brunilde dava loro latte che vendevano o mangiavano per campare, seppur miseramente. Fine dell'introduzione. A questo punto arriva la complicazione. Un brutto giorno arrivò un orco mangiabambini. Chi è che vuol fare l'esperto? Allora, intanto si alzino esperti e giornalisti. Castità, occhio. Così, il naso, qua il microfono. Sì, vai. signore e signori, benvenuti alla puntata di quest'oggi. Tratteremo un argomento... Sei la responsabile di questa importantissima cartellina. La puntata di oggi tratterà l'argomento delle fiabe. La presentazione di come scrivere la sceneggiatura, vale a dire adesso come iniziare a scrivere il testo che poi i vostri amici la prossima volta dovranno mettere in scena. Ma abbiamo i nostri esperti. Bravissima. Ok. Pensate, la fiaba è il tema del viaggio verso il cambiamento. Perché la fiaba può essere collegata al viaggio verso il cambiamento? Buongiorno e benvenuti in Storia in Cattedra. Oggi tratteremo l'argomento delle fiabe. Ok, buono. Il dragone rosso. Il dragone rosso, ottimo, mi piace questa, brava donna.
Joker! Questa è la Bello! fantastico! Storie in cattedra. Faccia brutta? Più brutta? Faccia che spinge? Storie in cattedra. Quando la scena sarà comica, si alzerà invece questo cartello. E anche là, non è che andiamo avanti mezz'ora a ridere. Benissimo, Chuck in campo. Sto in cattedra, regia Margherita, scena 2. Buonasera signore e signori e benvenuti ad una nuova puntata di Storia in Cattedra. Complimenti alla compagnia Barabao per la spettacolare performance sulla fiaba Jack e il fagiolo magico. Vi presento gli ospiti che ci sono venuti a trovare. La dottoressa Zitti, esperta in letteratura per l'infanzia, il professor Fedrigen Alex, insegnante di lettere, il professor Doge Alexis, psichiatra di fama mondiale, il collezionista di oggetti magici Amleto Amuleto e la musicista Milli Trilli. L'argomento di oggi è molto accattivante. La fiaba e il viaggio verso il cambiamento. Professor Doge, cominciamo da lei. In ogni fiaba c'è un viaggio che il protagonista deve compiere per cambiare, solitamente in meglio la sua vita? Direi di sì. Il viaggio nella fiaba può essere reale. Pensi ad esempio ai musicanti di Brema o al topo di campagna e al topo di città, oppure metaforico, simbolico. Come nel caso di Jack il fagiolo magico, il gatto con gli stivali, Cenerentola, Biancaneve? Certo, ma se ne potrebbero citare moltissimi altri. In tutte queste fiabe ci sono degli ostacoli da superare per migliorare la propria vita in meglio. Pensi a Pinocchio. Ma non trovate noioso sempre lo stesso percorso verso il bene? Il principe azzurro che sposa la principessa. Sempre l'eroe che vince, ma un colpo di scena ogni tanto, tipo un cattivo che se la cava. Hai ragione! Neanche a me piacere in questa sdolcinezza. Meglio un bel brano dell'Iliade o dell'Odissea. C'è piazione! Infatti. Signori, andiamo con ordine. Dottoressa Zitti, cosa ne pensa del fatto che nelle fiabe ci sia un antagonista che ostacola sempre ed immancabilmente il protagonista? Diciamo che nella vita ci sono più momenti brutti che belli. Che allegrie! Dicevo, ci sono molte più difficoltà ed ostacoli che soddisfazioni, ma queste, quando si raggiungono, sono molto più gratificanti perché rappresentano la fine di una situazione travagliata, di un qualcosa di negativo che si è tramutato in qualcosa di positivo. Tutto può cambiare, soprattutto la malvagità, il bene e l'amore sovrastano anche sulle situazioni più difficili. Certamente! Ai bambini piacerà molto in queste storie difficili. Li fanno divertire. Ma siamo proprio sicuri che i bambini si divertano? Lo sa quanti bambini sono rimasti terrorizzati dalla fiaba del lupo di Cappuccetto Rosso che vuole ingoiare la nonna, per non parlare dell'orco che vuole mangiare i cristianucci di cui sente l'odore? Non dirlo a me, la storia della balena che ingoia Geppetto non mi è ancora andata giù. Professore, secondo lei ci sono storie che istigano la violenza? Mi scusi, ma a lei, nei momenti di rabbia, non è mai venuto in mente di mandare al diavolo qualcuno o di augurargli qualcosa di brutto? Quando passa la rabbia, tutto diventa normale. Ai bambini non bisogna nascondere la verità. E cioè? E cioè che la vita è difficile, ma che i momenti difficili si superano, servono a crescere, a migliorarsi. Ecco il vero viaggio nel cambiamento. E poi, quelli che leggono le fiabe dovrebbero dire ai bambini che non è tutto reale, ma che si sta viaggiando con la fantasia. Certo! Insegnanti e genitori devono spiegare ai bambini il significato della storia, soprattutto quando li vedono spaventati da una scheda forte nella quale il cattivo fa male al buono. C'è qualcuno che alle fiabe vuole davvero credere. Signor Amuleto, è vero che lei ha l'hobby di andare tra mercati e mercatini a cercare oggetti magici? Non è un hobby, è una cosa seria. E non è facile. Gli oggetti magici sono dispettosi, si nascondono, si mimetizzano.
Pensi che una volta, camuffato da matita, ho trovato il naso di Pinocchio. E da cosa l'ha capito che era il naso di Pinocchio? Gli faceva la punta e non si accorciava? Mi prende in giro? No. Guardi che me ne accorgo. Perché mi si allunga il naso? Vabbè, cambiamo discorso. Prima di concludere, chiederei a Milly Trilli, la nostra esperta in musica, una curiosità. Mi piace molto la colonna sonora della Sirenetta. La conosce? Che ne pensa? Ma scherza, è un capolavoro, ha vinto ben 2 premi Oscar. Il tema della Sirenetta è molto dolce, ma gli altri sono molto più movimentati. Certo, dipende dalle scene. Se la scena deve trasmettere paura, allora ci sarà una musica cupa, che poi diventerà allegra adattandosi al cambiamento della storia e agli umori del protagonista. Bene, cari ospiti e cari amici a casa, siamo giunti alla fine di questa bellissima puntata. Signor Amleta Muletto, ha un pensiero da aggiungere? La fiaba è sempre stata e rimarrà il modo più adatto per comunicare ai bambini l'essenza della vita. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti, la compagnia Barabao, gli esperti, il pubblico. Grazie e alla prossima puntata di Storia in Cattedra. Bravissima, Trilli, pazzesco, guarda.